Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il caro voli con il presidente Renato Schifani che ha avviato una guerra con le compagnie aeree che si occupano delle principali tratte che collegano la Sicilia con Roma e Milano. È un fatto scandaloso, ha detto Schifani, che esista un cartello tra Ita Airways, capitale pubblico, e Ryanair che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati alle stelle. Lunedì, e non siamo ancora a Natale, chi parte dalla Sicilia, Palermo, Catania che sia, per Roma, andata e ritorno, spende oltre 1.000 euro, mentre chi parte da Roma per Milano ne paga circa 200. Una situazione di mercato anomala che abbiamo denunciato. Per questa ragione, ha concluso il governatore siciliano, ci stiamo rivolgendo all'antitrust. Si respira un'area di tensione in Commissione regionale antimafia. Il vicepresidente Ismaela Laverdera ha chiesto a Riccardo Gennuso, esponente di Forza Italia all'Ars, anche lui vicepresidente in commissione, di fare un passo indietro definito da Laverdera legittimo e sacrosanto per non mettere in imbarazzo un organo che dovrebbe essere al di sopra delle parti. Questo in quanto Gennuso è indagato da qualche anno per estorsione nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione di una sala bingo. Sono scesi in piazza oggi pomeriggio a Favara, in provincia di Agrigento, medici e infermieri che, prendendo spunto dalla tragedia che vede coinvolto il cardiologo Gaetano Alaimo, hanno voluto denunciare il crescente numero di aggressioni ai sanitari. Si tratta di un fenomeno che, ha dichiarato Santo Petruzzella, presidente provinciale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, è diventato allarmante. Per questo che abbiamo organizzato questa marcia silenziosa. Noi abbiamo il dovere di curare i pazienti e loro hanno il diritto di essere curati, quindi il nostro interlocutore è il governo ed è lo Stato che deve trovare la soluzione, ha concluso Petruzzella. Chiudiamo con il meteo, tempo incerto in Sicilia nella giornata di domani, sole e nuvole si alterneranno ma non mancheranno precipitazioni che vedranno coinvolte nel corso della giornata diverse zone dell'isola. In mattinata i rovesci si abbatteranno con maggiore probabilità nella zona nord-orientale della regione, nel pomeriggio le piogge si sposteranno sul versante meridionale. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolta la parte settentrionale e occidentale della Sicilia. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti, con le medie oltre i valori stagionali. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.